del calcio a 5. Oggi in scena la partita tra Ardea e Futsal Sette Camini. Le squadre sono entrate in campo, si procede quindi ai saluti. L'Ardea ancora a punteggio pieno, ben 39 punti in classifica, 13 partite, 13 vittorie. Il Sette Camini invece vuole allontanarsi dalle retrovie della classifica, ha tutte le intenzioni di portare a casa la partita. Quindi i saluti sono stati fatti, tra poco inizierà il match. Il pallone è al centro, si attende solo il fischio da parte dell'arbitro. Io sono Mario Nunzella di Live Sport Academy e avrò il piacere di raccontarvi la partita fino adesso. Ancora Barbarisi va a servire il bomber che stoppa bene, poi rientra, conclude, grandissima la parata di Araoui. E allora ancora Ardea in possesso con il bomber, lo scarico per Proietti che prova l'imbucata dentro, buona la chiusura difensiva del Sette Camini. Quindi Barbarisi sotto la mia postazione, controlla e allarga il pallone. Possesso ora per Carletti, ancora servito, la conclusione, ancora Arzaroui dice di no. Calcio d'angolo, Ardea battuto sui piedi del bomber, poi si appoggia dietro a Barbarisi, quindi Carletti. Ardea come sempre gioca il pallone con calma, cerca sempre di trovare il varco giusto, non si fa mai spaventare. Sembra di vedere sempre la stessa partita in questo girone C, poi la conclusione improvvisa di Barbarisi. Buona la parata nell'estremo difeso dal bomber, non ha potuto far altro se non rifugiarsi in fallo laterale, mentre siamo agli ultimi attimi di sole in questa partita. Tra poco si tornerà a vedere meglio, quindi Barbarisi. Il tocco per il bomber che lascia lì Barbarisi, porta a spasso la difesa e trova un gran gol, punteggio 1-0 per l'Ardea, gol di Barbarisi che combina col bomber, bel gol, 1-0. Quindi Amraoui dovrà concentrarsi parecchio per sventare la conclusione, parte il suo, è uno schema, va a servire Angione che forse stoppato il pallone, uno stop di troppo, poteva provare subito la conclusione di prima, fatto sta che sul rimpallo l'Ardea mantiene il possesso del pallone con Vitigno. Quindi il bomber, solito lavoro di sponda per lui, questa volta ha fermato bene la difesa, il pallone rimane lì, ancora il bomber lo difende, poi conclude, il tiro è alto, qui il pallone esce direttamente fuori di living di Persili ed è l'Ardea che mantiene il possesso, mentre il sole continua ad abbassarsi. Possesso per Bernardini, gira il pallone, ancora Bernardini. Qui l'errore sul disimpegno con la conclusione da parte di Angelini che sfiora il gol. Qui errore dell'Ardea, ne approfitta Angelini. Il tocco dentro per Pucino che prova a restituire, buona la copertura da parte di Tiberi. Avremo ancora l'Ardea in possesso. Galasso, Bernardini, il tocco per Angione che non trova il movimento dei compagni, sceglie di appoggiarsi quindi verso Pucino, poi Bernardini cambia gioco verso Angione, restituisce a Pucino che può anche calciare, la palla rimane lì, buona la parata di Amraoui, bellissima l'azione dell'Ardea. Battuto il calcio d'angolo sui piedi di Galasso, pallone deviato, è Amraoui che lo gioca. Buono qui lo stop da parte di Persili che va alla conclusione, Mugnaini, una parata plastica, il pallone rimane lì, subito giocato dall'altra parte, il movimento di Pucino e Amraoui va a spazzare lungo con Galasso che gioca dal basso. Con il pressing di Persili, poi Bernardini e Angelini, duello tra numeri 10 qui. Bernardini poi sceglie il tocco verso Angione, poi Galasso, ancora Persili in pressing, adesso la squadra del Sette Camini si alza con Angelini che si trova il pallone lì e poi c'è il gol del pareggio di Persili, errore madornale della difesa dell'Ardea, punteggio quindi di 1-1, gol di Persili. Torna sul sinistro, mette in movimento Carletti che mette dentro il pallone, buona la chiusura difensiva di Persili. Barbarisi sposta il pallone, calcia il pallone, stava per colpire la telecamera, comunque possesso per il bomber, qui viene chiuso molto bene da Persili, si stanno prendendo le misure
il tocco per Simonetti che calcia di prima intenzione, Mugnaini arriva a levarla dall'angolino basso, bella parata con la conclusione diretta che va sull'esterno della rete. Dicevamo un buon primo tempo giocato dal Futsal Sette Camini, qui il bomber va quasi in anticipo. Sul rimpallo sarà quindi angolo per l'Ardea, purtroppo non vedete la bandierina, comunque il cross verso Barbarisi che si coordina così e per poco non stava per trovare un Eurogol. Pallone prova il lancio verso Simonetti che comunque non aveva seguito ed è Mugnaini che controlla la sfera. Entrato intanto Bernardini, va a servire Angione. Angione poi vede il movimento di Vitigno, il tocco di Vitigno impreciso, c'è Angione sul pallone, serve il bomber, la parata di Amraoui poi arriva sul pallone, Vitigno, c'è il 2-1 per l'Ardea. Sta per cominciare il secondo tempo della partita, punteggio 2-1 in favore dell'Ardea, possesso per il Futsal Sette Camini con Barbarisi. Anzi, corretta la posizione del pallone, Bernardini, Vitigno, Bernardini, l'imbucata per Angione, c'è l'anticipo netto di Melluzzi, possesso ancora Ardea con Barbarisi, Angione qui deve difendere, riesce a girarsi, va alla conclusione e trova un gran gol Angione, punteggio di 3-1, bel gol di Angione, 3-1 per l'Ardea. Ed è Mugnaini che va a lanciare il pallone lungo verso Bernardini che qui si accontenta della rimessa laterale. Il tocco per Bernardini che conclude, trova il gol così, tiro secco sotto al 7, punteggio di 4-1. 1-2 micidiale da parte dell'Ardea. Adesso il Sette Camini deve trovare energie nuove per riaprire il match. Qui sul pressing c'è Angione che va a concludere, il pallone si infila in rete, 5-1. Amraoui questa volta non è riuscito a deviare la sfera, 5-1 gol di Angione che poi riesce a controllare il pallone, lo tocca dietro dove però non c'è nessuno, può quindi ripartire Persili, il tocco di Persili è un po' forse lento, può favorire l'entrata di Barbarisi che va a ringhiare su questo pallone, Tiberi ci ha provato in tutti i modi, infine è Proietti che lo controlla e non riesce a pulire l'area di rigore, ancora Barbarisi, poi Tiberi e c'è il gol del 5-2. Gol quindi di Tiberi, punteggio di 5-2, chissà se sarà l'ultimo, forse ce ne saranno altri per il Sette Camini. Tiberi, poi lo scarico, Ulusi va a cercare la conclusione, qui c'è il fallo in area di rigore con Pucino che si è preso un buon fallo ed è arrivato addirittura Ulusi, uscito dalla propria porta a concludere nella porta avversaria, qui Pucino riesce a passare, Ulusi esce, mette il pallone in fallo laterale. E quindi il bomber lascia lì il pallone per Pucino che va a concludere il suo tiro all'Ardea. Sette Camini con Melluzzi che alza il pallone, poi Ulusi si trova lì, la sfera ancora e c'è il gol di Ulusi, punteggio di 5-3, gol di Ulusi. Alla fine del match l'Ardea deve stare attenta, la partita non è ancora finita ed è Proietti sul pallone, poi Carletti. Possesso per Vitigno che lascia per il bomber che si gira, poi prova la conclusione di Rabona, si oppone Ulusi. Poi il turno di Persili di giocare il pallone direttamente sull'out di sinistra, pallone che è uscito, arriva qui il triplice fischio da parte dell'arbitro, punteggio di 5-3 per l'Ardea, ennesima vittoria, sale così a 42 punti in classifica. Bella partita devo dire, Futsal Sette Camini si è opposto nel migliore dei modi, peccato per quei primi minuti del secondo tempo in cui hanno preso tanti gol. Io sono Mario Nunzella di L'Esport Academy, vi mando un saluto a tutti.